1.200.000 i casi di coronavirus nel mondo, secondo i dati della Johns Hopkins University. Il servizio di Andrea Rustichelli. En quelle année est sorti le tout premier iPhone? Scene da una quarantena in cerca di un po' di leggerezza. Qui siamo a Parigi, dove Noam ha inventato un gioco a prova di distanziamento fisico. Ogni sera alle 20 dalla sua finestra parte un quiz a punti. Il vicinato, diviso in due squadre, partecipa con entusiasmo e risponde alle domande e alla fine il tutto termina con l'applauso corale per medici e personale che si trova in prima linea. Negli ospedali di tutta Europa si lotta contro la penuria, manca il tempo per i pazienti che arrivano stremati, mancano spesso i posti letto. La Spagna, secondo paese al mondo per contagi, ha superato la soglia dei 130.000 infetti con 12.400 persone morte. Ci si aggrappa dietro ai freddi numeri a labili speranze. Per il terzo giorno consecutivo nella penisola iberica i decessi sono in calo, poco meno di 700. Cifra comunque spaventosa, simile a quella registrata in Gran Bretagna, e nel Regno Unito ha scioccato l'opinione pubblica la morte di un bambino di 5 anni che aveva comunque altre patologie. La regina Elisabetta, fatto del tutto inedito, parlerà questa sera al paese. Intanto sul fronte degli approvvigionamenti il ministro degli esteri Di Maio